Malore al volante, ottantenne storico alpino di Godega di Sant'Urbano perde il controllo dell'auto a poca distanza da casa, urta un furgone, finisce contro una siepe, l'anziano muore sul colpo. Le parole del nipote di Domenico Toffoli: ci siamo salutati questa mattina, mezz'ora dopo è morto. Il ricordo della comunità, un gran lavoratore amato da tutti. La morte di Alex Marangona, fra qualche giorno saranno eseguiti gli esami tossicologici. La famiglia ha nominato un'esperta tossicologa forense. Un vasto incendio nella notte, domato solo nel pomeriggio di oggi, ha provocato danni ingentissimi all'azienda Il Becco Giallo che produce e commercia uova e pollame. Indagini sulle cause. Roncade bersagliata dai furti, il comune studia nuove contromosse, più telecamere ma anche fototrappole e bodycam per gli agenti di polizia locale, in arrivo anche un drone. Guasto elettrico, momenti di terrore a Cortina per lo sganciamento improvviso di una cabina della funivia della Tofana su cui si trovavano 30 turisti, in funzione il freno di emergenza, nessun ferito. Pecore e agnelli sbranati all'alba da un lupo nel recinto di un'azienda agricola di Valdobbiadene. Domani manifestazione regionale di Coldiretti contro la fauna selvatica che devasta colture e allevamenti. 20 anni fa ha cominciato a trasformare il suo enorme giardino in un parco aperto a tutti con laghetti, sculture e panchine. La storia dell'ex imprenditore di San Biagio di Callalta, Pietro Poll, che oggi dice: sogno che questo spazio diventi pubblico per gli anziani in difficoltà. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca. Ancora un incidente mortale sulle strade della Marca trevigiana, vittima questa mattina a Godega di Sant'Urbano un ottantenne che si trovava a bordo della propria auto, un'uscita di strada fatale. Un uomo molto noto in zona, molto amato, e partiamo dal ricordo del nipote. Sono arrivato a casa, l'ho incrociato nel cortile come tutte le mattine, noi ci salutiamo alzando semplicemente il braccio come si faceva una volta e niente, poi quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Mi è arrivata una chiamata mezz'ora dopo, penso, e da parte di mio papà che mi diceva che il nonno aveva fatto un incidente. Ho corso più che potevo, sono arrivato qui per primo, dei parenti, però mi hanno detto che insomma non c'era più nulla da fare. Quasi certamente è stato un malore all'origine del dramma che ha colpito Domenico Toffoli, ottantenne, alpino e agricoltore in pensione, che questa mattina era uscito di casa al volante della sua Opel verso le 9:45 per andare a comprare un pezzo di ricambio per il suo trattore. Ma a pochi metri da casa, in via Codalonga, a Godega di Sant'Urbano, si è sentito male. Ha urtato con la ruota contro un furgone Vito Mercedes e poi si è ribaltato, finendo la sua corsa contro la siepe di un'abitazione. Una persona ben voluta da tutti, grande lavoratore, amato e ancora attivo nella vita del paese e della comunità, che ha lasciato bellissimi ricordi in quanti lo hanno conosciuto. Era alpino, lui era sempre attivo sia nei campi, con noi giocava a carte, era allegro, simpatico, aveva sempre la battuta pronta, quindi ho un bellissimo ricordo di mio nonno. Mi ha insegnato tanto, soprattutto dei sani valori come sacrificio, stare sempre comunque in famiglia, uniti, quindi lo porterò sicuramente sempre con me. Domenico non aveva nessun problema di cuore, dicono i figli Paolo, Fabio e Gianni. Difficile dunque darsi delle spiegazioni. Vano è stato ogni tentativo da parte dei sanitari del SUEM 118, arrivati anche con l'elicottero decollato dall'ospedale Cafoncello di Treviso, di rianimarlo. Una di quelle persone proprio buone, no? Quando parliamo di persone buone che si dedicano agli altri, veramente una bella persona. Infatti quando ho saputo questa mattina dell'incidente, insomma, ne sono rimasta anche dispiaciuta conoscendolo personalmente. Domenico lascia la moglie Elide, i 3 figli e 6 nipoti: Andrea, Francesco, Leonardo, Alice, Cristian e Lorenzo. E soltanto ieri vi raccontavamo di un altro incidente mortale sulle strade della Marca, a Cison di Valmarino, con quella 72enne che a bordo della sua Harley Davidson è finito contro un mezzo della MOM, un uomo di 72 anni, originario tra l'altro della provincia di Padova, molto conosciuto in comune a Cison di Valmarino e dei dintorni. Ebbene, la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.
Il terribile schianto, la moto a terra, a Cison di Valmarino oggi è la giornata del dolore. Giampaolo Benvenu, 72 anni, viveva poco distante dal luogo della tragedia, nella frazione di Tovena. Originario di Padova, la sua passione, l'Harley Davidson, quella passione che l'ha tradito. In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'autista della MOM è stato indagato, ma questo è solo un atto dovuto proprio a sua garanzia per permettere, in caso di perizia cinematica, di poter partecipare con un proprio perito. Il grave incidente è avvenuto lungo via Indipendenza, la strada che collega Cison con Tarzo. L'uomo, in sella alla sua moto, all'altezza di uno svincolo, avrebbe svoltato all'improvviso, non accorgendosi che stava arrivando la corriera della MOM. L'impatto violentissimo, la due ruote si è fermata ad una ventina di metri a terra, il 72enne morto sul colpo. Sul posto i carabinieri che stanno accertando l'esatta dinamica della tragedia, anche se al momento, secondo quanto emerso, l'autista della MOM non avrebbe alcuna responsabilità. A bordo del bus una decina di passeggeri turbati ma tutti incolumi. Sotto shock l'autista, che è sceso subito dal mezzo per prestare soccorso, ma per Benvenu non c'era più nulla da fare. Il 72enne era nato a Padova, dove aveva vissuto da qualche tempo, poi si era trasferito nella Marca. A terra i segni dell'incidente, la strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di legge. L'autista del bus, traumatizzato, è stato portato in ospedale. Una lunga scia di sangue nella Marca provocata a volte dalla troppa sicurezza oppure dalla disattenzione. Il giallo di Vidor con la morte di Alex Marangon. Fra qualche giorno saranno eseguiti gli esami tossicologici e si saprà se e cosa il 25enne di Marcona ha assunto durante la cerimonia sciamanica. La famiglia, attraverso i suoi legali, ha nominato intanto un'esperta tossicologa forense. Dopo oltre 20 giorni dal ritrovamento del corpo di Alex Marangon saranno eseguiti gli esami tossicologici sul barista 25enne di Marcon. I legali della famiglia del ragazzo, gli avvocati Stefano Tigani e Nicodemo Gentile, hanno nominato Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, ex componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ad affiancare Antonello Cirnelli, il patologo scelto dai familiari come consulente di parte, ci sarà anche lei quando saranno effettuati questi accertamenti fondamentali per capire se e quale sostanza il giovane abbia assunto durante il rito sciamanico. Se sul corpo ci saranno tracce di ayahuasca e di altre sostanze naturali dall'effetto psicotropo e allucinogeno, dice Stefano Tigani, la Favretto li troverà. I testi dovrebbero essere eseguiti tra la fine di questo mese e l'inizio di agosto. I risultati potrebbero almeno chiarire in parte il contesto nel quale si è consumata la tragedia. E se i giorni da quella terribile notte continuano a passare, non si sciolgono i dubbi e gli interrogativi su una morte ancora avvolta nel mistero. Questi accertamenti saranno un passaggio fondamentale per capire cosa sia successo la notte tra il 29 e il 30 giugno all'abbazia di Vidor, quando Alex è finito nelle acque del Piave per essere ritrovato soltanto 2 giorni dopo, 8 chilometri più a valle, a Ciano del Montello. La famiglia chiede la verità. Per questo i legali hanno depositato in procura una memoria scritta con la quale chiedono che tutti i presenti alla riunione siano sottoposti ad un esame del capello. Si tratterebbe di un test di ultima generazione che consentirebbe di trovare eventuali tracce di sostanze stupefacenti anche dopo diverse settimane. Quella sera, hanno spiegato i genitori, era previsto qualcosa di speciale, di diverso dal solito, ma cosa? Certo è che forse non è stato detto tutto, manca ancora la versione dei curanderi che si sono allontanati subito dopo la scomparsa di Alex. Il 25enne quella sera era sconvolto, aveva urlato e poi era uscito dall'abbazia, seguito dai curanderi. Poi da quel momento non c'è più nessuna certezza. L'omicidio di Margherita Ceschin, uccisa l'anno scorso, lo ricorderete, a Conegliano. Candy Maria Rodriguez, la 23enne accusata di essere l'intermediaria della banda criminale che l'avrebbe ammazzata, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Candy Maria Rodriguez, originaria di Santo Domingo, il prossimo 31 luglio affronterà il Tribunale del Riesame contro gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La 23enne, considerata dagli investigatori l'intermediaria della banda criminale, si trova agli arresti domiciliari a Pavia. La misura cautelare le era stata data per il rischio di fuga,
più volte aveva tentato di rinnovare il passaporto. Secondo il suo legale si tratterebbe di un equivoco perché la sua assistita stava cercando di rinnovare il permesso di soggiorno e non avrebbe potuto farlo senza un documento valido. Questo è quello che dirà di fronte ai giudici di Venezia. Secondo gli inquirenti invece la donna era a rischio fuga. La Rodriguez sarebbe fidanzata di Joel che la sera dell'omicidio avrebbe fatto da palo a Sergio Lorenzo e José Mateo Garcia, i due presunti assassini che si introdussero nella casa di Margherita Ceschin, 72enne, per ucciderla. Ritorniamo a Godega di Sant'Urbano, dove nella notte è divampato un incendio devastante che ha distrutto parte di un'azienda di uova e pollame, il Becco Giallo, azienda molto nota in zona. I carabinieri con i vigili del fuoco non escludono nessuna ipotesi. L'ipotesi prevalente è quella di un guasto accidentale, ma i carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per comprendere le ragioni all'origine del gravissimo incidente scoppiato l'altra notte intorno alle 2:50 nell'azienda Il Becco Giallo di Godega di Sant'Urbano, in via Zoncè, che alleva e commercializza uova e pollame. Nella notte, quando non era fortunatamente presente nessuno, 2 capannoni hanno preso fuoco, devastando materiali, macchinari, mezzi e mura. Per una sorta di miracolo, anche i polli presenti in un terzo capannone adiacente sono invece rimasti illesi o quantomeno avrebbero riportato minimi danni. L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, di Conegliano e di Vittorio Veneto, che si sono alternati fino alle 3 del pomeriggio per mettere in sicurezza l'area e soprattutto per spegnere le fiamme, oltre a bonificare l'area nella quale era presente anche dell'amianto e permettere così di effettuare i primi rilievi per cercare di capire le cause del gravissimo episodio. La sindaca Paola Guzzo ha interdetto la circolazione del traffico nella via fino a cessato pericolo. Nel frattempo l'ARPAV, chiamata a monitorare la qualità dell'aria, non ha ritenuto di dover intervenire. Resta il rammarico per gli enormi danni subiti dall'azienda. Un incendio che purtroppo ha lasciato strascichi perché ci sono evidenti danni materiali all'attività e ovviamente anche tutti i danni indiretti che ne derivano ovviamente per l'azienda e per l'attività che viene condotta lì. Intanto nelle scorse ore in questa azienda sono arrivati anche gli uomini della scientifica e ci ritorneranno anche nella giornata di domani. Come vi dicevo, non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del dolo, quindi i carabinieri vogliono vederci chiaro con i 2 capannoni che sono stati posti sotto sequestro. Quindi questi gli aggiornamenti per quanto riguarda l'incendio divampato nella notte a Godega di Sant'Urbano. E noi da Godega andiamo a Roncade che nelle ultime settimane è finita più volte nel mirino dei ladri, così come altre realtà della Marca. Il comune studia nuove contromosse, più telecamere, ma anche fototrappole e bodycam per gli agenti della polizia locale. In arrivo, come ci anticipa il sindaco Donadel, anche un drone. Stiamo valutando assieme agli altri comuni del corpo intercomunale la dotazione anche di un drone per il contrasto agli atti predatori e all'abbandono di rifiuti. Da ex assessore alla sicurezza a Mogliano, Marco Donadel, oggi sindaco a Roncade, vuole replicare il modello già in funzione lungo la direttrice del Terraglio. Realtà diverse, certo, ma l'obiettivo è comune: prevenire o limitare i furti che periodicamente interessano il territorio. L'ultima ondata a San Cipriano dei giorni scorsi ha portato a una prima contromossa. Ho già parlato sia con il comandante della polizia, della locale stazione di polizia, che dei carabinieri. Sono stati rafforzati quelli che sono i pattugliamenti, anche serali, e poi bisogna lavorare, bisogna incrementare anche quella che è la videosorveglianza. Un progetto sulla direttrice Casale sul Silevaglio è già in corso, avviato dalla precedente amministrazione, 13 telecamere in tutto, ma Donadel si dà un nuovo obiettivo. Ci sarà un ulteriore studio di fattibilità per un'ulteriore progettualità che porteremo avanti per andare a creare un vero e proprio cerchio attorno a Roncade e andare ad installare la videosorveglianza anche nelle frazioni quelle più lontane.
Altro capitolo, quello delle dotazioni tecnologiche in capo alla polizia locale, concordate con i colleghi sindaci di Meolo, Quarto d'Altino e Fossalta nell'ambito del corpo intercomunale, non solo il drone dunque. Possono essere bodycam, ma anche fototrappole e dashcam. Nel frattempo ladri più o meno professionisti sono in azione. Questa è la casetta dell'acqua a ridosso della stazione dei Carabinieri, tristemente non funzionante causa furti, come si legge nel cartello. In questo caso sembra profilarsi un fenomeno. Passaggio di testimone al vertice della Guardia di Finanza di Treviso. Il colonnello Daniele La Gioia prende il posto di Francesco De Giacomo. Bonus 110% e facciate, le operazioni più frequenti nell'ultimo periodo, ma c'è massima attenzione anche sui temi del lavoro nero e del caporalato. Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Treviso. Il colonnello Daniele La Gioia è il nuovo comandante provinciale, posizione ricoperta negli ultimi 4 anni dal colonnello Francesco De Giacomo. Un passaggio di testimone dopo un periodo trascorso qui a Treviso di 4 anni, un periodo assolutamente fruttuoso dal punto di vista operativo. Dopo l'esperienza nel corpo della Marca andrà infatti a ricoprire un incarico interforze presso la Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno. Il colonnello Daniele La Gioia, di origini triestine, arriva dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, che ha retto negli ultimi 2 anni. Io raccolgo un'eredità importante, il mio desiderio è quello di voler assolutamente avere una continuità e quindi assicurare che in questo territorio la cornice di sicurezza economico-finanziaria sia sempre elevata. Passaggio di testimoni in cui sono state ripercorse le operazioni più complesse di questi anni, tra cui quelle riguardanti le truffe legate ai bonus 110% e facciate. Un'indagine che ha visto interessati come persone offese un numero davvero importante di cittadini che purtroppo sono stati in alcuni casi severamente danneggiati da queste attività illecite. L'altro filone è quello del bonus facciate, che anche in questo caso insomma ha visto truffe esclusivamente ai danni dello Stato, quindi non ai danni del cittadino, ma per importi davvero ragguardevoli che superano ampiamente i 200 milioni di euro. In quanto a infiltrazioni mafiose, come sta la provincia di Treviso? Mi sentirei di dire, quantomeno dalle risultanze delle nostre evidenze investigative, che questa provincia è ancora una sorta di oasi felice anche nell'ambito della regione Veneto. Una delle operazioni più importanti per il nucleo di polizia economico-finanziaria è l'inchiesta sulle criptovalute con il caso NFT, attualmente alle fasi finali delle indagini. Sul tema del lavoro nero e del caporalato, fenomeni che hanno colpito recentemente la provincia, il nuovo comandante promette massima attenzione. La nostra azione sarà costante, come lo è stata fino adesso, e continuerà su questa linea proprio per andare a colpire i fenomeni più gravi e perniciosi. È scattata questa mattina a Treviso la chiusura veicolare del ponte sul Botteniga in via Bertolini dopo la rilevazione di una discontinuità del manto stradale. Ha ceduto un paraghiaia posto sopra la spalla destra del ponte. Il settore lavori pubblici ha quindi predisposto un'indagine su tutta la struttura per verificarne lo stato di conservazione. Quindi da oggi e fino a cessata emergenza il transito dei mezzi diretti ai civici dopo il ponte in direzione di via Pinadello sarà consentito da via San Bartolomeo e via Pinadello per l'appunto. Ci saranno inevitabili disagi, ha commentato l'assessore alle opere pubbliche Sandro Zampese, ma adotteremo provvedimenti e modalità utili per ridurre i tempi di intervento e avvertiremo gli automobilisti della deviazione con opportuna segnaletica. Così dunque in via Bertolini a Treviso. E a proposito di lavori pubblici, di opere, sono iniziati i lavori del cantiere per realizzare un nuovo supermercato in strada Ovest, a 2 passi dall'area Appiani. Le opposizioni sono sul piede di guerra, basta edificare in aree verdi, attaccano, mentre Casugana non ci sta. Il piano regolatore era stato approvato dalla Giunta Maniddo, gli attacchi sono mera speculazione. Abbiamo assistito una settimana fa all'annuncio della nuova lottizzazione Cattaneo, si aggiunge questa a quella che succederà a San Bartolomeo, nella rotonda Lapino, e poi più in fondo a Repubblica 2. Insomma, strada Ovest si conferma un'area destinata a non avere più spazi verdi. Opposizione all'attacco a Treviso nei giorni dell'avvio dei cantieri per la realizzazione di un nuovo supermercato nella lottizzazione Repubblica 1 a 2 passi dal parcheggio Appiani, opera che non sarà l'unica negli spazi verdi di Viale della Repubblica. Un piano regolatore approvato nel lontano
lontano 2001 una destinazione urbanistica mai cambiata. La Giunta si trincera dietro al fatto che sono scelte prese ormai 20 anni fa, sono diritti acquisiti che non si possono più cambiare. La domanda che viene spontanea è se rispetto a 20 anni or sono alcune dinamiche possono essere mutate, diventa difficile sostenerlo rispetto a 5 anni fa o 6 anni fa, quando amministravano loro. La vedo come una mera speculazione di natura politica, con anche un sottofondo di disonestà intellettuale obiettivamente spiacevole. Botta e risposta che non trovano soluzioni di dialogo tra amministrazione e opposizione, tra proposte della minoranza e vincoli urbanistici che limitano la sfera di azione della maggioranza. Quello che è spiacevole, quindi, non è tanto il discutere di un qualcosa che legittimamente potrebbe essere tratto in discussione, ma che dovrebbe portare su un piano più ampio di natura normativa, non certo amministrativa comunale. Noi sosteniamo che si possano prendere delle scelte diverse. Bisogna riuscire a convincere i privati a rinunciare alle volumetrie acquisite, trovare delle altre aree dove farle installare, non aree verdi. Siamo una città che abbiamo visto ha delle difficoltà nel realizzare la città dei 15 minuti con i negozi di prossimità. Ecco, questi dovrebbero essere i temi che guidano l'azione amministrativa di Treviso, non semplicemente mettere il timbro su consumo di suolo infinito. 2 pecore, 2 agnelli e una capra sono stati Alba di oggi da un lupo che è entrato nel recinto di un'azienda agricola di Valdobbiadene tra le località di San Giovanni e il Follo, il tutto a pochi metri dalle abitazioni delle 2 borgate. A darne notizia il consigliere regionale Tommaso Razzolini. È inaccettabile, dice Razzolini, che un lupo si aggiri indisturbato in prossimità dei nostri centri abitati. La situazione è completamente fuori controllo. Si acceleri quindi sulla proposta dell'Unione Europea di modificare lo status internazionale dei lupi da rigorosamente protetti a protetti, definendo l'ormai urgente possibilità di ridurre il numero, selezionando la concentrazione dell'animale quando considerato pericolo reale. Così dunque il consigliere regionale Razzolini su questi fatti che riguardano Valdobbiadene, ma in realtà è da giorni, da settimane che vi raccontiamo di incursioni continue da parte della fauna selvatica per chiedere più attenzione e indennizi. Domani scende in campo la Coldiretti. Possiamo sicuramente stimare nell'ordine di milioni di euro per quanto riguarda la perdita diretta delle aziende agricole in termini sia di raccolti oltre che di patrimonio zootecnico, ma rischiano di diventare decine di milioni di euro o addirittura centinaia se mettiamo insieme anche ad esempio i ripristini dovuti ai danni ad esempio sui fossati, sulle rive, su tutto quello che è la rete di carattere idraulica del nostro territorio e che quindi necessita di manutenzione straordinaria. Campi, vigneti, frutteti, orti, pascoli devastati dalla fauna selvatica, greggi e allevamenti sotto attacco. Sono i danni causati da cinghiali, lupi, ma anche nutrie e uccelli. Pensiamo ad esempio ai colombacci che vanno a depredare insieme alle gazze e ai corvi le semine fatte dai nostri agricoltori, che vanno direttamente a prendersi le piantine appena seminate. Animali che sempre più spesso lasciano il loro habitat e si avvicinano ai centri abitati, a case e aziende. C'è veramente purtroppo una ricchezza di fauna selvatica molto importante e che oggi sta arrivando a livelli di intollerabilità perché l'azienda agricola non è più in grado di affrontarla con gli strumenti che ha a disposizione. Imprenditori agricoli che, ostacolati dai costi e dalla burocrazia, non sempre riescono a mettere in atto quelle misure necessarie a proteggere la propria azienda dagli animali selvatici. Gli strumenti ci sono, mancano però delle risorse finanziarie adeguate, mancano anche dei limiti, o meglio ci sono troppi limiti di carattere burocratico che inducono le aziende a volte ad abbandonare la possibilità di contrastare la fauna selvatica. È questo quadro che ha spinto Coldiretti ad organizzare una manifestazione di fronte alla direzione ambiente della Regione Veneto. Parleremo soprattutto di un'implementazione del cosiddetto PRIO che riguarda gli interventi urgenti ma che è limitato soltanto agli ungulati, in particolare al cinghiale, ma chiederemo anche la possibilità di avere nuove risorse e nuove modalità di applicazione sia per il cinghiale ma anche per le nutrie e le altre specie. Accanto a questo Coldiretti chiederà il riconoscimento di indennizi per le attività danneggiate dagli animali selvatici. È fondamentale anche per preservare un patrimonio che altrimenti rischiamo di perdere. Quindi domani la manifestazione di Coldiretti a Mestre, mentre per noi adesso c'è la pubblicità fra poco.
Di nuovo in diretta per raccontarvi una storia, quella di Pietro Pol, un imprenditore 86enne di San Biagio di Callalta che ha trasformato il suo enorme giardino in un parco aperto a tutti con laghetti, sculture e panchine. Pietro Pol, come ci racconta Edi Caliman, ha però un sogno. È un dedalo di strade secondarie nelle campagne di San Biagio di Callalta, il percorso che conduce al parco di via San Martino di Pietro Pol. 20.000 metri cubi di verde dove il rumore delle strade si spegne e si accende quello della natura. È tutto la mia vecchiaia qua dentro, si sta sviluppando con le mie idee, le mie caratteristiche e dei miei lavori che ho fatto. Cerco di portarle e ravvivarle per trasmetterle ai prossimi. Un giardino pensato intorno alla metà degli anni 90, l'idea nata da un architetto collaboratore del signor Pietro, per 43 anni imprenditore di una ditta di scavi. Sono del 38, sono 86 credo. Uno spazio che negli anni è diventato oasi di pace, meta per chiunque voglia passare a passeggiare e godersi la natura all'ombra di aceri, querce, olmi, acacie e di un maestoso gelso. Parco Flora, così l'ha chiamato Pietro per rendere omaggio alla moglie scomparsa. Rappresenta le mie forze lavoro, la mia attività, i miei sforzi che ho fatto, li ho deposti qua dentro e questi lavori mi sono dedicato per quasi 20 anni per riprodurre tutto e metterlo in funzione. Adesso le mie forze mi vengono meno e allora rimarrà com'è e i prossimi faranno loro. Non solo natura con laghetti, pontili e fiori di loto, ma anche sculture, piante aromatiche, arbusti di more e lamponi. Una mano botanica che rappresenta un po' la boscaglia, il vivere della mano che lavora, che fa i suoi lavori, che si dedica alle culture. La mano è un ricordo bellissimo dell'uomo. Poi abbiamo il ventaglio, come ho detto prima, e le loro luci, le loro perle per i sudori che abbiamo versato nella vita e le lacrime che sono state molto anche quelle amare. E la fontana che si gira su se stessa, che sono le varie interiorità dell'uomo. Può avere pensieri buoni e li dice, può avere pensieri cattivi e se li tiene. E è una fontana perché? Perché lava via tutto l'egoismo. Il sogno e il desiderio di donare il parco al pubblico e farlo diventare un luogo di residenza per gli anziani. L'invito a passare e ritrovare il contatto con la natura intanto è esteso a tutti. Se vogliono venire l'ingresso è libero e ben accetti, e se vogliono passare 2 ore camminando, altrimenti io sono contento lo stesso. Questa quindi la storia di Pietro Pol raccontata da Edi Caliman. E noi andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dalla bellunese gli attimi di terrore, di autentico panico vissuti a Cortina d'Ampezzo, dove la funivia che trasporta i turisti in cima alla vetta centrale delle Tofane si è sganciata all'improvviso dalla stazione di arrivo. Le immagini sono davvero scioccanti. Abbiamo un'accelerazione molto progressiva, no? Invece adesso era vedo una strappia, dondolato molto, probabilmente si può lamentare. Sono stati attimi di panico quelli vissuti dai 30 passeggeri che attorno alle 16 di domenica scorsa si trovavano sulla funivia Tofana Freccia del Cielo che collega la Tofana di Mezzo al centro di Cortina d'Ampezzo. La cabina che stava per eseguire la discesa dalla stazione sommitale a 3.200 metri di quota verso quella intermedia di Col Druchet si sarebbe improvvisamente e bruscamente sganciata dalla partenza, percorrendo alcuni metri in maniera incontrollata fino all'attivazione del freno di emergenza che ne avrebbe arrestato la corsa facendola però oscillare pericolosamente. Nessuna conseguenza per i passeggeri nonostante gli attimi di vero terrore, poiché anche se in forma più lieve la stessa dinamica, come testimoniano queste immagini, si sarebbe ripetuta almeno altre 2 volte. Sulla vicenda il primo cittadino di Cortina si è espresso manifestando la massima fiducia sulla qualità e affidabilità dell'impresa che gestisce l'impianto.
Quello che posso dire io è che la società, Tofana, è una società assolutamente seria, che per quanto mi riguarda è da anni sul territorio e quindi ha sempre dimostrato di saper utilizzare gli impianti nel migliore dei modi. Mi sembra di capire che comunque è stato un danno elettrico dovuto ai fulmini, ma che prontamente tutti i sistemi sono entrati in servizio. Ci sarebbe un guasto all'impianto elettrico dunque all'origine del malfunzionamento, forse causato dal temporale che quel pomeriggio si stava abbattendo sulle Dolomiti. Grazie all'attivazione di un secondo motore i passeggeri sono stati fatti risalire alla stazione di partenza, da cui dopo le verifiche dei tecnici durate fino alle 20 sono stati finalmente riportati a valle. Sulla vicenda sia la società Tofana che l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari hanno finora preferito mantenere il massimo riservo. Poteva finire in tragedia anche la vicenda che ha riguardato 2 escursionisti slovacchi colpiti da una scarica di sassi mentre percorrevano la ferrata a Berti. Siamo nel territorio comunale di San Vito di Cadore, ci racconta sempre tutto il nostro Stefano Bozzi. Una scarica di sassi ha coinvolto una coppia di escursionisti sulla Croda Marcora nel gruppo del Sorapissi in comune di San Vito di Cadore. L'incidente è questa mattina poco dopo le 10. Due, un uomo e una donna slovacca di 31 anni, stavano percorrendo la Cengia del Banco lungo la ferrata Berti quando il crollo di alcune pietre di piccole dimensioni ha travolto la donna, ferendola e facendola ruzzolare per alcuni metri e provocandole diverse contusioni e un trauma alla spalla. Sul luogo è intervenuto tempestivamente l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che ha fatto sbarcare un tecnico di eliosoccorso a una distanza di sicurezza, poiché la zona è soggetta a frequenti fenomeni franosi come quello dello scorso settembre che la nostra emittente era riuscita a documentare proprio negli istanti del distaccamento. Il tecnico del SUEM ha quindi raggiunto in una decina di minuti la coppia, accertandone le condizioni, per poi accompagnarli a un punto di recupero più sicuro affinché fossero issati a bordo dell'elicottero e trasportati, lui a San Vito per il rientro, lei all'ospedale di Belluno per le medicazioni. Durante le operazioni i soccorritori hanno anche avvertito delle condizioni di pericolo e della possibilità di ulteriori distaccamenti altri 2 escursionisti che si trovavano sulla ferrata, invitandoli a tornare sui propri passi, ma i 2 hanno deciso comunque di proseguire. Da San Vito di Cadore a Borca di Cadore per parlarvi delle importanti ristrutturazioni al villaggio ex Eni. Grazie ai recenti restauri saranno disponibili 45 nuovi alloggi per lavoratori in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulle sorti dell'ex villaggio Eni di Borca di Cadore la voce del bellunese si è alzata all'unisono. Riqualificazione, la parola d'ordine, la proposta di assegnare alla colonia realizzata da Edoardo Gellner il sito per il villaggio olimpico per l'appuntamento del 2026 è stata un buco nell'acqua ed oggi tocca ai privati metterci del proprio per rivalutare il sito di insostituibile valore architettonico distante 10 minuti dalle sedi di gara. Ci ha pensato la Corte delle Dolomiti di Borca di Cadore con un intervento di restauro di 45 appartamenti per rispondere all'endemica carenza di alloggi nella Valle del Boite. Dopo quasi 4 mesi di lavori stiamo riaprendo il Residence Corte, una residenza turistico alberghiera a Borca di Cadore sita nell'ex villaggio Eni. 45 appartamenti sono stati completamente ristrutturati sia da un punto di vista edile sia da un punto di vista funzionale per quello che riguarda bagni, cucine, pavimenti, in parte con gli arredi. €1 milione l'importo dei lavori realizzati quasi esclusivamente da imprese bellunesi e che permetteranno alla struttura di essere operativa 365 giorni l'anno, trasformando di fatto la tipologia di residenzialità da turistico stagionale alla locazione nel medio-lungo periodo per famiglie e lavoratori, gli stessi che sovente si trovano costretti a rinunciare alle offerte di lavoro proprio a causa della mancanza di alloggi. Conclusa la stagione estiva si procederà ad un nuovo ed ultimo stralcio di lavori per il rinnovo di arredi e facciate esterne. Le tempistiche saranno quelle dell'autunno e poi ancora della primavera prossima, anche per fare in modo di trovarci pronti con le Olimpiadi del 2026. Non ho altri aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né da Treviso, e quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla vi ricordo c'è il meteo. Buona serata.